Terzo giorno e terza medaglia per lo scledense Thomas Ceccon, che vince l'argento nei 100 d'orso ai mondiali di nuoto di Singapore. Dopo l'argento in staffetta, il bronzo nei 50 farfalla, dove ha migliorato il record italiano, il campione vicentino si è messo al collo l'argento iridato sui 100 d'orso, gara in cui è primatista del mondo e campione olimpico in carica. Un primo 50 sottotono e una rimonta straordinaria nel secondo 50 che mette ancora una volta in luce la tenacia del campione e la sua facilità di progressione in vasca negli ultimi metri che fanno la differenza. Seconda vasca velocissima, beffato da 5 centesimi. Maschio esulta dal palazzo comunale, sintonizzati a tifare Thomas. Ancora una volta porta il nome di Schio in giro per il mondo e noi siamo particolarmente orgogliosi di questo perché riesce a contraddistinguersi. Anche oggi è riuscito a fare una grandissima rimonta e questo dimostra quanto la forza di volontà, l'allenamento, la disciplina porti a dei grandissimi risultati. Volevo proprio ringraziarlo di persona, spero che arrivi a Schio presto perché lo festeggeremo e penso che sia un grandissimo esempio per i nostri giovani e per il loro futuro.